Eder. Mech. Pallister. Scaldano i motori gli inquirenti di Parma, ingranano la marcia e mettono il turbo. Di certo non hanno aspettato 2 anni come successo a Trieste per Liliana Resinovic per cambiare fascicolo da allontanamento volontario a omicidio volontario per la scomparsa di Alessandra Ollari. Già. Perché in questa vicenda non c'è un poco strano, ma molto e tanto. È lenta la discesa negli abissi di Alessandra, 6 anni di gradini che la porteranno lentamente a svanire prima come persona in un'ombra, poi come persona scomparsa. Di lei rimane un nome da ricordare, vecchie foto di com'era bella e sana prima di scendere quei gradini. Alessandra è come se non esistesse più agli occhi del mondo, già a partire da quella targhetta davanti all'uscio della casa in via Marzabotto 2 che condivideva col compagno da 6 anni. Una foto ancora a testimoniare il suo malessere, poi di Alessandra, poco prima della scomparsa, che arriva a pesare 40 kg. Possiamo solo averne il dolore dell'immaginazione. Nonostante la lenta discesa negli abissi, senza più un sorriso e sogni di Alessandra, Ermete Piroli, il suo compagno e convivente, pur affermando di vivere nella spartanità, non aveva paura di sognare in grande. Reddito di cittadinanza, una lettura al bar della Gazzetta, sigarettine, in giro a scrivere o a dipingere, doppia casa, doppia fidanzata. Dal quartiere San Lorenzo al Borgo Tanzi. Certo che ora gli inquirenti, si spera, cercheranno di capire se entrambe le abitazioni erano in affitto e questi affitti intestati a chi. A chi erano intestate le utenze di entrambe le abitazioni. Cercheranno di capire a chi sia intestata la macchina in uso al Piroli e ne faranno accertamenti interni. Cercheranno di capire chi sia la donna o eventuali altre donne, e se anche loro erano fragili o con problemi di tipo psichiatrico che frequentavano la casa di Borgo Tanzi, visto che Ermete Piroli aveva le chiavi di quell'appartamento già da almeno 4 o 5 anni. Si spera gli inquirenti facciano indagini non solo sul telefono di Alessandra, ma anche su quello del compagno Ermete Piroli e sui movimenti del conto bancario di Alessandra, ceduto in delega al compagno Ermete, compresi i controlli sugli investimenti, assicurazioni sulla vita di Alessandra, per i quali Ermete le aveva dato una mano a sistemare, come dice lui, in virtù della sua delega. È dispiaciuto Ermete che dovrà abbandonare la casa di via Marzabotto 2. Chissà se Alessandra, se viva, sarà altrettanto dispiaciuta quando decidendo di tornare a casa ci troverà dentro altre persone o la serratura sostituita. Oppure verrà a sapere, dalle televisioni e dai giornali, che la casa nella quale ha vissuto per 6 anni con Ermete è stata data via e nella quale ci sono tutti i suoi oggetti e averi personali, comprese eventualmente le chiavi dell'abitazione familiare di Calestano. Oppure Alessandra non c'è più e non tornerà mai più e non si pone neanche il problema. Se c'è un dubbio su Ermete è perché, dopo aver commosso mezza Italia col suo appello per la scomparsa della compagna Alessandra Ollari, sono emerse ombre inquietanti sul suo passato e contestuale presente. Condanna di 1 anno e mezzo per avere molestato una ragazza disabile cognitiva. Poi le accuse di essere un predatore di persone con fragilità psichiche, poi Alessandra, poi in contemporanea una relazione con un'altra ragazza con problemi psichici e tempo prima l'ex fidanzata, anch'essa con problemi psichici, con la quale ha vissuto per circa 6 anni, con la madre della ragazza che lo accusa di circonvenzione di incapace. Insomma, grazie anche all'intervento dell'Associazione Penelope, ora la Procura di Parma proverà a ridare voce e giustizia ad una vita che forse non c'è più. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.